Si alza il sipario sulla nuova stagione all'Unipol Arena di Casalecchio, dove in un'adrenalinica Final Four c'è in palio il primo trofeo stagionale, la Frecciarossa Super Cup 2024. Nella prima semifinale in campo i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano per la quarta volta nella storia del trofeo affrontano l'Umana Reyer Venezia. Una partita che parte molto bene per gli uomini di Ettore Messina, che trovano i primi 2 punti in Italia di Josh Nebo per stappare il match. Squadre ovviamente ancora all'inizio delle preparazioni, mani abbastanza fredde, ma Milano inizia con grande ritmo e qui Pippo Ricci si apre sull'iniziativa di Dimitrijevic per la tripla che vale il 7-0 per cominciare la partita. Venezia va al lavoro con Jordan Parks, sempre abile a rimbalzi in attacco e poi molto bravo dietro schiena a rifinire per il taglio di Kabengele, che sarà di fatto l'attacco di Spahia nel primo quarto. 9 punti per lui, molta più difficoltà nel resto del match. Milano che continua ad andare costantemente in post basso, ancora Pippo Ricci molto efficace, 15-2 per l'Olimpia e 5 punti di Ricci nel primo parziale. Ancora Kabengele, questa volta innescato da Tyler Ennis in uno dei rari assalti con successo del primo parziale, che Venezia chiude con 1/10 per il 20-12 milanese. Nel secondo parziale la Reyer comincia a perdere qualche pallone di troppo e Milano può scatenarsi in campo aperto. Ancora Josh Nebo, che in questo caso posterizza Amedeo Tessitori dopo il recupero di Shavon Shields, che non trova grandi percentuali, alla fine solo 4 punti ma anche 4 assist per la stella milanese. E Sims allora a prendere in mano la situazione, coast to coast, post basso e semigancio vincente. Venezia prova a rimanere lì e rimane a -5 a metà del secondo quarto e allora momento di difficoltà, salgono gli errori. Milano trova in campo aperto una bella iniziativa di Shields, che attacca e scarica trovando Nikola Mirotic, che mette il primo canestro della sua partita. 28-20 per l'Olimpia, che continua ad attaccare. Stavolta Shavon Shields con la solita classe si mette in proprio step back e 30-20 il parziale dell'Olimpia continua, è un 12-0. Venezia è tramortita e finisce sotto di 15 punti all'intervallo, in una situazione molto complicata anche e soprattutto per le percentuali della Reyer, che nei primi 20 minuti si attesteranno con un 8/34 dal campo e soprattutto uno 0/12 dall'arco. Il canestro di Dimitrijevic per chiudere il secondo parziale e mandare le squadre all'intervallo. Buono il debutto del macedone. Shields nel secondo tempo inizia e continua la sua partita perfetta a livello di assistenze, qui un grande assist per Nebo, ancora sopra il ferro, ma c'è da abituarsi per i tifosi milanesi ai voli dell'ex Maccabi sopra i 3,05. Tyler Ennis, un altro dei grandi acquisti della Reyer, con una partita difficile che però nel terzo quarto inizia con una tripla per il -16. Sotto di 20 l'Umana ha la grande voglia di non mollare, resta a contatto. Zach Lidey va a prendere il centro dell'area e mantiene una ventina di punti di vantaggio tra le due squadre. Il problema di Venezia è trovare anche qualche percentuale sul perimetro migliore, qualche tripla. Intanto si continua ad appoggiare a un ottimo Amedeo Tessitori, che chiuderà con 12 punti e 6 rimbalzi la sua buona prova. Il problema è che Milano ha grandi percentuali anche dall'arco in un momento in cui Lidey si alza e mette la tripla del +21. Saranno 10 in 18 minuti per l'ex Partizan. Poi inizia il quarto periodo e tutto a un tratto l'attacco dell'Olimpia si pianta e allora arriva il parziale della Reyer. Parte Sims che si sblocca con una tripla dopo 5 errori consecutivi. Sembra un fuoco di paglia, ma Milano perde qualche pallone di troppo e allora c'è campo aperto e allora arriva il parziale della Reyer. Tyler Ennis qui va a resistere al contatto, è un 10-0 che sembra poter riaprire la partita. -9 con poco meno di 7 minuti da giocare. Dimitrijevic torna al lavoro, solito runner e splendido canestro di un giocatore che già nel suo debutto ufficiale ha fatto vedere cose importanti. È sempre lui a gestire la situazione per aprire la soluzione per Bolmaro, che gli rimette la palla in mano e allora Dimitrijevic prende la tripla e la manda a bersaglio. È un triplone che rintuzza il tentativo di rimonta della Reyer. Alla fine sarà l'MVP dell'Olimpia proprio l'ex Kazan, con 14 punti e 6/10 dal campo. Naturalmente non può mancare anche il professor Mirotic, che qui con un step back straordinario si separa da Sims e mette il +13, che davvero sembra stroncare le velleità veneziane, che si chiudono definitivamente sulla tripla di Bolmaro, che manda i titoli di coda. Finisce 73-62, la Reyer paga un primo tempo affari spentissimi in attacco. L'Olimpia, con una prova difensiva importante, torna in finale di Supercoppa dopo 3 stagioni.